Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 6 novembre 2023. Le lepre del Nord-Est. Gruppo Boschetti, la continuità è competitiva e responsabile. La continuità competitiva e responsabile è uno dei mantra di tutte le imprese familiari, e in particolare di quelle che legano in modo indissolubile il loro cognome alle sorti dell'azienda. È quello che hanno ben chiaro in testa Stefano, Nicola e Luca Boschetti, leader di seconda generazione del gruppo Boschetti, l'azienda vicentina attiva dal 1956 nella produzione e fornitura di componenti e prodotti derivati dalla lavorazione della lamiera metallica, con 3 sedi tra Veneto e Abruzzo e con volume d'affari da alcuni anni stabilmente sopra i 20 milioni di euro. Questo mantra si esprime in tutti i processi decisionali. Eccone un paio. Governance. I fratelli Boschetti, come succede in molte altre famiglie, hanno capito che l'impresa ha bisogno di una governance più evoluta, ma sono anche consapevoli di non essere ancora pronti e che errori in questi processi generano sfiducia. Cosa fanno? Entrano nel programma Elite di Borsa Italiana e lo interpretano in modo inedito, non come via maestra per raccogliere capitale, cioè quotarsi, ma come percorso di apprendimento finalizzato a consolidare le conoscenze, imparare dalle altre esperienze e sviluppare quelle abilità relazionali che rendono praticabile l'adozione di sistemi di governance adatti alle sfide attuali e future e che agevolano i processi di passaggio generazionale. È un approccio responsabile per la continuità che nobilita il profilo della generazione senior. Impatto sociale. Già dal 2011, per onorare la memoria del padre Armando, i fratelli Boschetti promuovono Talenti per il Territorio, programma di collaborazione con le scuole che premia i giovani più promettenti. Il programma funziona, ma non convince la famiglia. Nel 2020 c'è un cambio di passo. Cosa fanno? Chiedono alla scuola di indicare 2 docenti di riferimento e li invitano in fabbrica per illustrare impianti e processi produttivi. A valle, i docenti trasformano quanto appreso in attività didattica e sulla base di queste conoscenze i gruppi di lavoro progettano oggetti utili ai laboratori della scuola e realizzabili con gli impianti dell'azienda. Quindi si presentano con i loro progetti, assistono alla produzione dei semilavorati in lamiera, tornano con i manufatti nell'officina della scuola e, con il supporto del team docente, li completano e li mettono a disposizione del proprio istituto. È un approccio innovativo per consolidare in modo responsabile la relazione scuola, lavoro e impresa. Ma soprattutto questo approccio si può anche imitare.